Cessalto, nel Trevigiano, l'ennesima vittima della strada, un 34enne travolto da un'auto mentre stava rincorrendo il cane, scappato da casa. Il giovane si sarebbe dovuto sposare tra un mese. Un 24enne di Pianezze nel Vicentino è stato trovato senza vita nella stanza di un hotel a Maiorca dove era in vacanza con degli amici. Aveva deciso di non scendere in spiaggia per un forte mal di testa. Paura in via Crimea a Padova, dove la scorsa notte una guardia giurata sessantenne si è barricata in casa dopo aver esploso alcuni colpi di pistola, il blitz dei carabinieri. Tragedia a Falcade, il 46enne che ieri aveva lasciato il campeggio dove era in vacanza con la famiglia è stato ritrovato oggi senza vita. Elezioni politiche, nuova bufera sulla candidata Dem Scarpa, secondo cui il lavoro non deve essere l'unico mezzo di sostentamento. A Padova Forza Italia presenta i candidati veneti. Mostra del cinema di Venezia, Lido in delirio per il passaggio delle star, un bagno di folla atteso da 2 anni. Conto alla rovescia per il rito di beatificazione di Papa Luciani. Antenna 3 lo seguirà in diretta domenica a partire dalle 10, alternando le emozioni della Natia Canale d'Agordo con Piazza San Pietro. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È la cronaca ad aprire questa sera l'edizione regionale dei nostri telegiornali. L'ennesima tragedia sulla strada. A settembre si apre con un nuovo dramma. Questa volta perdere la vita un uomo di 34 anni. Questa mattina a Cessalto è stato travolto da un'auto mentre stava rincorrendo il cane scappato da casa. Il giovane si sarebbe dovuto sposare tra un mese, ma ci racconta tutto Francesca Bozza. Dovevano essere giorni di gioia questi per Nico Baldo, 34 anni, e la sua famiglia. Domani avrebbero festeggiato il matrimonio del fratello. Per questo stamattina si trovava nella casa dei genitori in via Callonga a Cessalto per aiutarli nei preparativi. Ma sono bastati pochi istanti perché si consumasse la tragedia. Da una prima ricostruzione della polizia stradale di Treviso intervenuta per i rilievi, Nico stava attraversando la strada nel tentativo di recuperare il cane di famiglia scappato dal cancello quando è stato travolto da un'auto che stava sopraggiungendo da San Stino di Livenza, condotta da un 30enne residente nel Veneziano che si è subito fermato dopo l'impatto. Nell'urto Nico è stato sbalzato tra l'erba sul ciglio della strada. Immediato l'arrivo del SUEM con un'ambulanza e con l'elicottero, ma purtroppo per il giovane non c'era più nulla da fare. Straziante il dolore dei familiari giunti in via Callonga e dei genitori che abitano a pochi metri dal luogo della tragedia. Stesi a terra accanto al loro Nico non si sono mai allontanati dal corpo del figlio, uniti in un ultimo abbraccio. Tra i primi ad arrivare anche il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, vicino di casa della famiglia Baldo, sconvolto per quanto accaduto. Nico da qualche anno si era trasferito da Cessalto a Silea, dove lavorava come agente assicurativo. Domani avrebbe partecipato al matrimonio del fratello, mentre tra un mese proprio lui sarebbe convolato a nozze. Chi lo conosceva lo descrive come un bravo ragazzo, molto legato alla famiglia. Una famiglia e un'intera comunità sconvolte per una vita spezzata, così all'improvviso. E chi risiede in zona ora punta il dito contro la pericolosità della strada. Questa è la strada della morte. Negli ultimi 10 anni ci sono stati 3 morti. Incidenti gravissimi in serie. Negli ultimi 6 mesi ci sono stati 3 incidenti gravissimi. È stato trovato senza vita a letto nella stanza di un hotel a Maiorca. Elia Fiorio, 24 anni, era in vacanza nelle Isole Baleari con gli amici, aveva deciso di non scendere al mare e rimanere in camera a causa di un forte mal di testa. Al rientro i compagni di viaggio lo hanno trovato senza battito. Gli amici hanno così allertato i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Elia era in buona salute, raccontano, probabilmente a stroncarlo è stato un malore. Il 24enne residente a Pianezze, in provincia di Vicenza, lavorava in un supermercato a Sarcedo. Le autorità spagnole concederanno il rientro della salma in Italia solo dopo il termine delle indagini e di un eventuale esame autoptico. Paura ieri sera in via Crimea a Padova, dove una guardia giurata sessantenne si è barricata in casa dopo aver esploso alcuni colpi di pistola. Fondamentale è stato il blitz dei carabinieri.
Abbiamo sentito dei colpi di pistola, siamo in via Crimea. Sono state diverse le chiamate ricevute nella serata di mercoledì dalla centrale operativa dei Carabinieri di Padova. Colpi che provenivano da un appartamento, avevano specificato i cittadini. Una pattuglia si è diretta sul posto per le verifiche e immediatamente è scattato l'allarme dopo che l'uomo, chiuso dentro l'abitazione da cui sembravano provenire i presunti spari, si era rifiutato di aprire. Con un piano ormai collaudato in via Crimea sono arrivati un negoziatore del nucleo investigativo dei Carabinieri e 2 squadre delle aliquote di primo intervento della compagnia di Padova che hanno dato vita a una lunga opera di mediazione. Poco prima delle 2 di notte il blitz. Dopo l'irruzione in casa dei Carabinieri, l'uomo all'interno, una guardia giurata 60enne in possesso di un'arma regolarmente detenuta, è stato portato in ospedale dove si trova ricoverato nel reparto di psichiatria. Abbiamo avuto un asserragliato in casa, diciamo tecnicamente si chiama così, anche se è una situazione che si è risolta abbastanza rapidamente, però abbiamo messo in campo quello che è secondo noi un dispositivo di servizio che funziona, cioè unità altamente specializzate e il negoziatore. Ma questo perché? Perché in questo modo garantiamo la sicurezza delle persone, del soggetto stesso che si chiude in casa e degli stessi operatori. Nessuna conseguenza per i cittadini del quartiere, di solito molto tranquillo, se non ore di ansia, paura e apprensione. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Padova che stanno conducendo accertamenti anche sull'esplosione dei colpi d'arma da fuoco. Da Padova al Bellunese per l'ennesima tragedia in montagna è stato ritrovato oggi privo di vita il corpo di un 46enne padre di famiglia della provincia di Ferrara. Falcade è finita nel peggiore dei modi la storia di Tommaso Munari quando verso mezzogiorno è arrivata la notizia del ritrovamento del corpo dell'uomo ormai senza vita. Sin da subito, dal cellulare che suonava senza che nessuno rispondesse, si era temuto il peggio. L'uomo aveva lasciato il campeggio Eden, dove era in vacanza con la moglie e i 2 figli, nel primo pomeriggio di ieri. Verso le 20 erano scattate le ricerche, cui hanno preso parte una 70ina di persone tra soccorso alpino di Valbiois, Agordo, Alleghe, Valpettorina, guardie di finanza di Cortina, Auronzo, Passorolle, vigili del fuoco, carabinieri forestali e numerose unità cinofile, con il supporto dell'elicottero della sezione aerea di Bolzano della Guardia di Finanza, con cui si è cercato dall'alto, così come con i droni dei vigili del fuoco. Sì, purtroppo abbiamo trovato il corpo dell'escursionista dentro nella valle del Focobon, più o meno 400 metri distante dalla strada che porta verso appunto la caserma Focobon, e probabilmente un malore. Sono state delle ricerche abbastanza complesse perché inizialmente il telefono suonava, ma dopo con l'IMSI catcher non si riusciva più a trovare, e abbiamo fatto tutta una serie di manovre, poi abbiamo trovato con le squadre a piedi fatte da Soccorso Alpino e Carabinieri Forestali che ha ritrovato il corpo. A ritrovare verso le 11:20 il corpo del 46enne ferrarese è stata una squadra che stava perlustrando l'area assegnatale dal centro mobile di coordinamento. Come detto dal coordinatore dei soccorsi, all'origine del decesso c'è stato quasi sicuramente un malore. Ritorniamo nel Padovano per il terzo caso di dengue in provincia. Dopo Limena e Lozzo a Testino, il contagio stavolta riguarda un residente del centro città. Si tratta di un ragazzo rientrato da un viaggio in Nepal qualche giorno dopo Ferragosto e che lo scorso fine settimana ha iniziato ad accusare i sintomi dell'infezione da dengue. Il ragazzo è ricoverato in via precauzionale nell'unità di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, ma le sue condizioni sono buone. Il Dipartimento Prevenzione dell'ULSS 6 ha iniziato l'intervento straordinario di disinfestazione che durerà 3 giorni. In questo caso nel mirino c'è la zanzara tigre, vettore della dengue. La politica, ennesima bufera sulla candidata Dem trevigiana Rachele Scarpa per una sua affermazione risalente al 2021. Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l'unico mezzo di sostentamento per le persone. Ad affermarlo per l'appunto in un video risalente al 2021 la candidata del PD in Veneto Rachele Scarpa. E sulla giovane Dem è ancora una volta bufera. La frase è stata ripresa da Luigi
Luigi Marattin di Italia Viva, presidente della Commissione Finanze della Camera, che chiede alla giovane esponente Dem di chiarire quello che intende. Nel video pubblicato l'11 maggio 2021 sulla sua pagina Facebook, Scarpa riassume alcuni spunti provenienti dal progetto Next Generation PD, cui aveva preso parte. Tra i concetti, oltre a quello sul circolo vizioso, sottolinea che il lavoro è sempre più dequalificato, sottopagato e precario, che sottrae tempo alla vita anziché essere parte della vita e del tempo di vita. Da qui la nuova bufera appunto sulla trevigiana Scarpa. A Padova, sempre per la politica, oggi la presentazione dei candidati forzisti in vista del 25 settembre, intervento telefonico anche di Silvio Berlusconi. Sono quasi tutti amministratori locali del territorio, sindaci, assessori, consiglieri comunali e anche nuovi iscritti come l'ex primo cittadino di Verona, Flavio Tosi. Ecco la squadra di candidati veneti di Forza Italia alle prossime elezioni politiche. Sono tutte candidature di amministratori, quindi persone legate al territorio. Forza Italia ha fatto quello che una volta faceva la Lega. La Lega una volta candidava persone del territorio e quindi amministratori capaci da mandare a Roma. Questa scelta l'ha fatta Forza Italia, quindi ho accettato volentierissimo l'invito del Presidente Berlusconi, del coordinatore Tajani, della senatrice Ronsulli e del coordinatore Zuin del Veneto per questo progetto. C'è un progetto che riporta alle origini il centrodestra legato al territorio. A Padova è arrivata anche la senatrice Anna Maria Bernini, che è candidata all'uninominale al Senato, un posto che doveva essere del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che però è stata candidata in Basilicata per cercare di portare voti al partito anche dal sud. Bernini, origini rodigine e studi padovani, avverte gli indecisi di centro. Sta a noi spiegare ai nostri elettori e agli elettori in genere che il terzo polo sta a sinistra. Noi siamo centrodestra. Non sono preoccupata, ma se effettivamente questo messaggio non è ancora passato, è nostro compito spiegare che il terzo polo è a sinistra. Chi vuole votare centrodestra e chi vuole votare il centrodestra moderato può votare solo Forza Italia. Flat tax al 23%, snellimento della burocrazia, potenziamento delle infrastrutture, riforma della giustizia e sicurezza con i rafforzamenti di organico delle forze dell'ordine. Ecco i punti al centro del programma di Forza Italia, che non dimentica l'autonomia, come ha spiegato il coordinatore regionale Zuin. È una battaglia che noi vogliamo portare avanti, che era iniziata con un disegno di legge proprio del PDL in regione, e quindi per noi è un tema fondamentale per il Veneto. I candidati hanno ricevuto la benedizione al telefono da Silvio Berlusconi, collegato da Arcor in un lungo intervento che potrebbe riaccendere le polemiche per le parole di Berlusconi su Putin. Tra l'altro, parlando della Russia, dobbiamo dire il nostro dispiacere di quello che è avvenuto in Ucraina. È stata una decisione sbagliata, io non so a che punto è stato forzato dal suo paese, dalla sua gente, dai suoi uomini del Partito Comunista a intervenire per difendere le repubbliche del Donbass dall'Ucraina di Yeltsin, ma adesso si trova ad avere dimostrato che le sue truppe non sono davvero l'armata invincibile. Sempre a Padova la presentazione questa volta al caffè Pedrocchi dei candidati di Fratelli d'Italia. A fare gli onori di casa Elisabetta Gardini. Ci presentiamo con la consapevolezza che se gli elettori ci sceglieranno, come dicono i sondaggi, per andare a governare questo Paese, avremo tanti problemi da affrontare subito, urgenti, problemi che si sarebbero dovuti affrontare ieri. Una risposta immediata ai problemi della gente e delle imprese del Veneto, una campagna elettorale che Fratelli d'Italia intende giocare in una squadra compatta. Si presentano così i candidati alle prossime politiche nella Sala Verde del caffè Pedrocchi. Questa è una campagna elettorale che non si gioca sulle singole persone, è una campagna elettorale che si gioca sulla squadra, su un partito che vuole proporsi proprio come squadra, come insieme di persone che hanno esperienza, competenza, uniti alle persone che arrivano dalla società civile. Un lavoro di squadra che si riconosce nella leader Giorgia Meloni, precisa Elisabetta Gardini, a cui fa eco Adolfo Urso, senatore, presidente del Copasir, a lungo vice ministro e sottosegretario allo sviluppo economico, profondo conoscitore delle imprese del nord-est, che al Veneto promette l'autonomia regionale e al governo Draghi chiede di intervenire subito sul caro energia.
I cittadini del Veneto, le famiglie, le imprese non possono aspettare i primi di novembre per fronteggiare l'emergenza energia. Occorre farlo con questo governo e per questo noi abbiamo dato mandato a Draghi per realizzare un decreto legge straordinario e urgente ovviamente che compensi imprese e famiglie in questa fase transitoria e nel contempo agire in sede europea con il vertice già programmato del 9 di settembre per concordare in Europa le 2 misure che l'Europa deve realizzare per salvare le imprese e le famiglie europee: il tetto al prezzo del gas e il disaccoppiamento tra il prezzo dell'energia e il prezzo del gas. E a proposito di caro energia, queste le soluzioni prospettate da Unione Popolare, Azione e Noi Moderati. Questa situazione fa emergere a tutti che il libero mercato dei prezzi dell'energia e dei settori di interesse generale produce dei danni molto seri, diciamo. Dalle privatizzazioni in poi si è puntato appunto sul libero mercato. Ecco, benvenuti nel magico mondo del libero mercato. Nazionalizzare gli asset strategici a partire ovviamente dai colossi dell'energia, questa è la linea di Unione Popolare, la lista dell'ex magistrato Luigi De Magistris, che anche in Veneto schiera diverse sigle della sinistra, da Rifondazione a Potere al Popolo. Di fronte alla folle corsa dei prezzi dell'energia, ognuno la sua ricetta. Cita di fatto l'agenda Draghi l'esponente di Azione Italia Viva. Bisogna sganciare il prezzo dell'energia prodotta dalle rinnovabili da quella ottenuta con il gas, bisogna dare un taglio secco da 10 miliardi alle bollette, soprattutto per le aziende energivore, bisogna immediatamente mettere, come dire, in cantiere il rigassificatore, nel senso di portarlo finalmente nella vera agenda e non con un dibattito sterile di sì e di no, e bisogna soprattutto cercare di contrattare con Bruxelles un tetto europeo al prezzo del gas. Per noi moderati occorre subito tagliare a monte le bollette per famiglie e imprese, almeno del 50%. Lo stesso meccanismo del credito d'imposta non può bastare. Quanto alle fonti di approvvigionamento, perché i rubinetti che hanno chiuso di tutte quelle stazioni di prelievo del gas sull'Adriatico, a 40 km proprio da Venezia, ancora siano chiusi. Abbiamo tutta una serie di iniziative che sono percorribili e fattibili, che però si perdono in una campagna elettorale che continua a parlare coi se e coi ma. Però tra 20 giorni è già troppo tardi. Io vengo da un settore che poi è quello sportivo, che sta già ragionando di chiudere le piscine a settembre. Settembre è oggi. E così invece si stanno muovendo gli alberghi del litorale. Anche qui si parla di chiusura anticipata. O chiudiamo o sicuramente ci saranno delle perdite gravose. Neanche il tempo di festeggiare l'estate d'uscita dal Covid, con presenze negli alberghi persino superiori al periodo pre-pandemia, che il turismo del litorale veneziano si trova a fronteggiare un'altra emergenza. L'impennata delle bollette è tale da sconsigliare il prolungamento di stagione, troppe spese. Un incremento energetico che varia sull'ordine del 300-350%, gas che sfiora 450-500% di aumento, con tutti poi gli aumenti correlati dai generi alimentari alle lavanderie, e questo ci preoccupa in maniera particolare perché non sappiamo come comportarci. È pur vero che la stagione è stata eccezionale, ma da entrambe le parti ricavi cresciuti e costi cresciuti ma in maniera esponenziale. Con picchi da tutto esaurito in molti fine settimana della parte centrale dell'estate, a Jesolo l'occupazione media degli alberghi da maggio ad agosto è stata del 75,4%, più 7% sul 2019. 38% di italiani, 45% di austriaci, tedeschi e svizzeri e un 12% dell'Est Europa. Ma le circostanze ora costringono a tirare il freno. Nella sola Jesolo operano 370 alberghi con 6.000 dipendenti e per loro, se si taglia un mese, salta anche la mensilità. Noi chiediamo sicuramente un aumento di quello che è il credito d'imposta. Su questi aumenti crediamo di rianalizzare quelli che sono gli extra profitti derivanti dal gettito IVA. Chiediamo degli aiuti che possano essere equiparati agli aiuti che sono stati dati nel periodo Covid, perché qui veramente si parla della sopravvivenza delle singole imprese e poi della località nel suo insieme. Pubblicità fra poco.
Di nuovo in diretta per andare a Puner, frazione di Mella, nel cuore della Valbelluna, per raccontarvi di un cagnolino salvato dai vigili del fuoco. Eccolo Ricky! Bravo! Ciao Ricky! Eccolo Ricky, restituito alle braccia rassicuranti della sua padrona. Per il bastardino di piccola taglia un'avventura a lieto fine dopo che di lui si erano perse le tracce da qualche giorno. Ieri mattina la proprietaria ha sentito i guaiti del cane provenire da un tubo di scolo poco distante dalla sua proprietà e ha chiamato i vigili del fuoco arrivati in via Puner a Melle con le squadre di Feltre e i colleghi della sede di Mestre specializzati nel soccorso sotto le macerie. Il cagnolino, forse incuriosito da qualche altro animaletto, si era infilato in un tubo e poi in una diramazione dalla sezione sempre più piccola, rimanendo incastrato. 2 pompieri dell'USAR sono intervenuti con una lunga sonda telescopica dotata di telecamera e dopo una 50 di metri hanno individuato il cane. I vigili del fuoco hanno utilizzato un piccolo escavatore per ricavare una buca nel punto individuato, riuscendo infine a salvare il cane. L'animale incolume è stato affidato alle cure della sua padrona. Le tecniche utilizzate per l'individuazione e il salvataggio del cane, hanno precisato i vigili del fuoco, sono state quelle utilizzate dalle squadre per il soccorso alle persone sepolte da macerie a causa di crolli e terremoti. Bravo. Ritorniamo in Laguna, a Venezia, per il via ufficiale alla mostra del cinema. Ieri sera scene da delirio. Un bagno di folla atteso da 2 anni, un red carpet finalmente riaperto al pubblico, di nuovo in delirio, caccia di foto e autografi durante il passaggio delle star. E i divi non hanno deluso le attese. È questa la prima vera grande notizia che giunge dalla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si è aperta ieri sera al Lido con la cerimonia di apertura condotta dalla madrina Rocío Muñoz Morales e con il Leone d'Oro alla carriera attribuito a Catherine Deneuve. Sul tappeto rosso tante star, celebrità di ogni tipo, a sorpresa anche il passaggio di Hillary Clinton, ma il Festival di Venezia non perde occasione di lanciare un messaggio di solidarietà e vicinanza all'Ucraina, martoriata dalla guerra, con il videomessaggio di Zelensky. Tornando al pubblico, tante storie ruotano intorno alla mostra. Ecco quella di Irene, entusiasta della riapertura al pubblico. Lei lavora alla mostra dietro le quinte come maschera in sala d'Arsena. Io da questa mostra del cinema mi aspetto di ritrovare quella magia che solo il cinema dà. Inoltre qui girano persone che sono veramente appassionate o semplicemente anche persone che sono curiose, quindi sei contornato da persone che vogliono capire cosa sia il cinema e vedere comunque così tanta qualità e essere in un ambiente sicuro come la mostra del cinema di sicuro permette a tutti quanti di essere accolti. Confida che un giorno sogna di fare l'attrice e di salire proprio su quel red carpet che ieri ha visto solo dalle transenne. Io in primis poter accogliere queste persone e farle sentire al proprio agio, insomma, è già questo un regalo. Ho scelto di lavorare alla mostra del cinema perché sono un'appassionata in primis di cinema e inoltre vorrei lavorarci anche da grande, anzi fra un po' di tempo come attrice. Quindi questo mi sembra il paradiso in terra per quello che amo fare e non potevo chiedere di più. Conto alla rovescia, dal profano al sacro, verrebbe da dire, per il rito di beatificazione di Papa Albino Luciani domenica mattina in piazza San Pietro, e ovviamente ci sarà la diretta di Antenna 3 a partire dalle 10. Un evento di fede e di territorio, dalle Dolomiti a Roma, da Canale d'Agordo a piazza San Pietro, passando per Vittorio Veneto e Venezia, luoghi della sua missione in terra come vescovo e patriarca. Cresce l'attesa per il rito della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, quell'Albino Luciani diventato pontefice per soli 33 giorni, ma entrato nel cuore e nell'anima di milioni di fedeli. Un legame profondo che Antenna 3 racconterà in diretta dalle 10 di domenica, collegandosi con la natia Canale d'Agordo, dove la comunità si ritroverà in piazza davanti a un maxi schermo, un tutt'uno con piazza San Pietro. Qui alle 10:30 la petizione per la beatificazione sarà letta da Monsignor Renato Marangoni, vescovo della diocesi di Belluno Feltre, sede della causa di canonizzazione del venerabile Giovanni Paolo I. Uno ha detto
coraggio. Se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo. Dopo i riti di introduzione, l'atto penitenziale avrà inizio la beatificazione vera e propria. Sarà Francesco a proclamare Luciani beato. Ci sarà poi lo scambio delle reliquie. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Teologo, pastore, padre conciliare, uomo di intensa e per alcuni aspetti innovativa spiritualità, Albino Luciani è stato il Papa del sorriso, un sorriso che ancora oggi illumina e dà speranza. Una giornata storica per il Veneto che Antenna 3 racconterà come sempre in diretta da Canale d'Agordo e da Roma. L'appuntamento quindi in diretta a partire dalle ore 10. Non mancate. Vi aspettiamo ovviamente come sempre. È tutto per questa edizione regionale. C'è il meteo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Nuova perturbazione atlantica in avvicinamento. La giornata di venerdì 2 settembre tutto sommato risulterà ancora buona. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato, il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle zone montane a partire dal pomeriggio, dove saranno probabili anche dei rovesci o temporali. Temperature stazionarie minime tra 13 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo poco nuvoloso, specie su pianura e costa, un po' più variabile in montagna dove nelle ore pomeridiane non si escludono degli acquazzoni. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime intorno ai 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento anche qui, dunque poche novità, solo con qualche nube e sporadici piovaschi. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 26-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.